Buongiorno Pantano, salve. Piacere, ci possiamo dare del Sì, tu? certo. Siamo in? Siamo in T2 Welding. Ci presenti Allora, l'azienda? T2 Welding, l'azienda qui, è stata fondata circa una quarantina d'anni fa, si chiamava in modo diverso all'epoca, si chiamava Tecno 2, però sostanzialmente quello che facciamo è sempre la stessa cosa, costruiamo macchine per la saldatura di tubi in plastica, raccordi, fittings, quelle cose lì. Seconda generazione. Siamo di seconda generazione, sì, l'azienda è stata fondata nel 1982 da mio padre e dal suo socio e sostanzialmente la produzione è rimasta quella, il core business come si dice, la costruzione di macchine per la saldatura di tubi in plastica. Io inizio subito chiedendo qual è stato l'errore e l'imperfezione che ha permesso tutto questo, soprattutto di mantenere tutto questo, anche col passaggio generazionale. Allora, col passaggio generazionale, l'errore può essere magari non considerare il futuro che avanza, nel senso che le cose cambiano, non restano immutate e che con il tempo cambiano le tecnologie, cambiano i modi di fare, ma soprattutto cambiano quello che è diciamo, il tessuto sociale, nel senso il personale, il tipo di formazione che si ha e può diventare un problema in alcuni momenti storici. Però superato, visto che Sì, siamo qui. ampiamente superato, sì. Entriamo dentro, Sì, così prego, ci fai prego, vedere avanti, un po' tutto? avanti di qua. Questi sono i pezzi intanto. Sì, noi facciamo queste cose qui. Questa è l'azienda, siamo Sì. proprio nel cuore dell'azienda. Esatto, questo è il reparto montaggio, qui abbiamo il montaggio delle macchine speciali. Capita che noi, oltre a lavorare su una produzione di serie, prendiamo degli ordini speciali. Come questo? Come questo, esatto, che sono 60 tonnellate d'acciaio queste. Wow. Questa è la prima macchina al mondo in grado di saldare dei tubi da 3,5 metri di diametro che si useranno in irrigazione per un appalto abbastanza importante all'estero. Quindi lo state costruendo per un cliente? Sì, esatto, un progetto specifico. E tutto il resto invece? Allora, tutto il resto, quello che vedete qui in questo momento sono appunto dei lavori su commessa, delle macchine speciali, qualcosa di molto particolare. Quella, per dire, è la prima macchina al mondo che è stata costruita finora in grado di saldare il tubo da 1600 mm di diametro con uno spessore di circa 200 mm, quindi si parla di qualcosa di molto grosso, una macchina che riesce a esercitare circa 80 tonnellate di spinta. Quindi voi lavorate soprattutto con l'estero? Sì, moltissimo con l'estero, i grossi appalti al momento sono fuori. Quindi non posso non chiederti dei dazi o comunque delle problematiche del caso anche geopolitiche. Allora, i dazi al momento non sono ancora un problema, ma lo potrebbero diventare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Come pensate di affrontare questa problematica? Oddio, la cosa ci dà un po' da pensare. Probabilmente, essendo un'azienda un po' di nicchia che fa delle cose molto particolari, non lo so, probabilmente cercheremo di venire incontro al cliente. Dobbiamo pensarci bene perché non possiamo prenderci rischi a riguardo. Ecco, quante persone siete? Allora, siamo in 52 persone al momento. Che significa 52 famiglie da Sì. sfamare? Sì, esatto, 52 contesti diversi, sì. Come fate appunto a far quadrare i conti? Due soci e mi dicevi che vi alternate tra l'altro nella presidenza, vicepresidenza? Sì, ci alterniamo biennalmente. Diciamo, l'unica è cercare, alzarsi al mattino e cercare di fare il proprio meglio tutti i giorni. Com'è stata questa passaggio generazionale di cui si parla molto? Cioè voi siete i figli di alla fine? Sì, esatto. Com'è stato? È stata una cosa fisiologica, doveva succedere. Purtroppo nessuno di noi è eterno e quindi sì, è una cosa che comunque ha richiesto del tempo. Non è stato impossibile, ma ha richiesto dell'impegno. La scelta anche di cambiare il nome, perché? Allora, abbiamo cambiato nome perché è cambiato un po', come quella che era l'assetto societario e comunque abbiamo cercato di darci un suono più internazionale con un nome un po' più inglese. E come si conciliano le due anime, i due soci all'interno di un'azienda che comunque immagino voglia crescere? Quali sono le prospettive future? Abbiamo, come si direbbe in altri settori, abbiamo un certo allineamento valoriale. Comunque tanti anni che siamo in azienda, conosciamo bene il nostro lavoro, quindi diciamo che è venuto abbastanza naturale come cosa.
Tu ci hai parlato di un'azienda di nicchia, volete rimanere così, volete allargarvi, diventare più grandi? Allora sì, senza dubbio vorremmo tutti espanderci. Non sarà istantaneo, richiederà un certo impegno. Come sta andando la metalmeccanica in generale in questo momento storico? La metalmeccanica per quanto ci riguarda noi direttamente sta andando molto bene. Vedremo, il settore si sta scontrando con un problema di personale in questo momento. E trovare personale formato o comunque con un'esperienza in questo momento è abbastanza difficile. Quindi i giovani mancano anche in questo caso? Sì, ma non per pigrizia, per una questione probabilmente formativa. Tu da dove vieni? Che scuola hai fatto? Allora, Volevi fare questo da grande, tra virgolette? Sì, io sì, sicuramente volevo fare questo nella mia carriera. Io ho studiato all'Istituto Tecnico Marconi di Padova, come buona parte dei miei colleghi, e se devo dire è stata formativa come esperienza, sì. Dopo sì, ho fatto anche molta pratica, ma mi è servita, senza dubbio. E cosa dici ai giovani che vengono magari a fare uno stage o a provare, eccetera, eccetera, anche per invogliarli a rimanere? Allora, innanzitutto, se andate a scuola fatelo con serietà, perché vi serva a qualcosa, e poi fate quanta più esperienza possibile. Questione sicurezza immagino sia un tassello importante. Assolutamente sì, non possiamo rischiare che il nostro personale si faccia male. Quindi sicuramente l'azienda investe in sicurezza. Oh, tantissimo, è obbligatorio al giorno d'oggi. Ecco, parlando dei mercati internazionali, quali sono i vostri mercati? In questo momento probabilmente Stati Uniti e Oceania. Quindi molto distante, c'è chi parte, va lì, come funziona la parte funziona. commerciale? Allora, per la parte commerciale abbiamo i nostri commerciali esteri che viaggiano anche, vanno a incontrare i clienti, fanno il loro mestiere. Per la parte tecnica abbiamo dei trasfertisti, tra cui qualche volta tocca anche a me, e usciamo, facciamo il nostro lavoro. Fate parte di CNA, associazione di categoria, sì. Quanto vi aiuta e che cosa serve, quanto è importante per un'azienda come la vostra? La cosa che apprezzo molto sono gli incontri dove altre persone con le nostre esigenze si incontrano e scambiano dei pareri, delle opinioni e fanno... Quindi un confronto utile? Assolutamente. Entriamo nel cuore dell'intervista e ti devo subito chiedere un po' di errori, dalle tue esperienze passate, se ci vuoi raccontare qualche errore che poi ti è servito però. Allora, sì, diciamo che gli errori sono sempre abbastanza formativi di solito. Uno degli errori che più mi ha colpito sono stati i primi preventivi. Non è facilissimo fare una proiezione su una cosa che ancora non esiste e diciamo che servono di lezione, sono le cose che toccano più nel vivo. E poi altri errori di tipo pratico, quando mentre nella teoria ci si aspetta una cosa e nella pratica va in un altro modo, sì, è una lezione che entra. In quel caso lì come si vive l'errore? Dennis come vive l'errore? Dennis lo vive abbastanza male, però è sicuramente una cosa molto formativa, nel senso serve di lezione perché quando qualcosa non va bene torna in mente ma è stata quella cosa lì, vediamo di fare che questa volta non vada come la precedente. Il fatto di essere quindi di seconda generazione, di portare anche un'eredità, tra virgolette, pesante e importante, che cosa significa per te? Allora, superata la fase iniziale, quella dove c'è il confronto, tuo padre ha fatto questo, gli altri hanno fatto questo, si cerca di fare del proprio meglio perché sì, è vero che era un'azienda anche tanti anni fa, ma è vero che i contesti sono cambiati, cambiano gli strumenti, cambiano i contesti, cambiano le condizioni e l'unica cosa per cercare di fare il meglio è adattarsi appunto al contesto, altrimenti mi piace citare i dinosauri che hanno trovato un problema e non sono riusciti a superarlo.
Il fatto di avere la responsabilità di 50 famiglie, dicevamo 50 dipendenti, di un'impresa che vuole allargarsi, come ci si sveglia la mattina? Ci si sveglia, qualche volta in maniera scherzosa dico che ho 50 figli e quindi niente, si ha un impegno e gli si tiene testa con serietà. E tu prima mi dicevi che ovviamente spesso, proprio per la mancanza di personale, ti trovi costretto a fare delle cose che magari non faresti normalmente. Anche Esatto. questo è un ostacolo che poi può diventare una potenzialità. Si fa ciò che si deve, sì, senza dubbio, è l'unica maniera per fare andare bene le cose. Questo è il senso di responsabilità. Ci vuoi raccontare magari di qualche episodio particolare in cui avevi pensato una cosa e ne è successa un'altra, oppure hai dovuto fare i conti con qualcuno che ti ha detto no, così non va bene? La cosa con la quale mi è successo di confrontarmi spesso e che non è tra le mie preferite sono le riparazioni all'estero. E quindi sì, siccome l'estero è ostico, bisogna conoscere bene il mestiere, bisogna conoscere bene la lingua, bisogna conoscere anche la logistica perché una persona deve andare da questo cliente. E mi è capitata una riparazione in un posto che può sembrare bello ma non è. C'è stato un guasto ad una macchina nel deserto della California e sono andato io perché qualcuno doveva pure andare. E è stato molto, molto formativa come esperienza perché mi ha portato a pensare che sì, se ci può essere un guasto è meglio evitarlo o comunque conoscere cosa può andare storto per cercare di evitarlo in modo tale che non per forza a me ma a qualcuno non debba andare nel deserto a prendere un'insolazione, a riparare una macchina di 10 tonnellate. Rispetto a quelli che sono i giovani che potenzialmente potrebbero fare gli imprenditori come te, che cosa diresti, che consiglio potresti dare? Aspettatevi che sarà difficile, ma non abbiate paura. Perché secondo te non devono avere paura? Perché facendo del proprio meglio le cose vanno bene. Sembra una frase un po' fatta, però se non si cerca di fare del proprio meglio non andrà mai bene. Un'ultima cosa, ovviamente ci sono sempre delle imperfezioni anche nel processo produttivo, immagino Sì. anche i pezzi che realizzate, come ci si rapporta con queste imperfezioni? Allora, bisogna scendere a patti col fatto che l'imperfezione c'è, non si può non prevedere che non ci sia, infatti l'unica maniera è cercare di prevederla e gestirla per tempo, è la cosa migliore che si può fare. Quindi agire prima. Sì, senza dubbio. Come per tutti, anche per te la lavagnetta e il gesso, per sintetizzare questa nostra intervista e darci la tua parola. Sì, la mia parola è indecisione. Oddio, è una parola strana. Indecisione perché l'esperienza mi ha portato a capire che è molto peggio essere indecisi su qualcosa che magari prendere una decisione sbagliata. Quindi è meglio essere indecisi. No, meglio prendere una decisione veloce Quindi per quanto possa avere delle conseguenze che non magari procrastinare o non avere una posizione su qualcosa. ma è facile avere sempre la decisione pronta. No, ma va ponderata. Ponderata è piuttosto. Meglio ponderare che non scegliere. Quindi dobbiamo prenderci il tempo necessario per arrivare a una decisione Ma il più prenderla. veloce possibile, Sì, ma prenderla, perché assolutamente. l'indecisione fa stare fermi. Sì. Quindi quando ci si ferma si è perduti. No, sempre.